L'autonomia differenziata accentuerà le disuguaglianze economiche tra nord e sud. La riforma, da sempre al primo posto delle ambizioni riformatrici della Lega Nord, consente infatti di richiedere maggiori competenze regionali in settori di importanza strategica, tra cui istruzione, sanità, trasporti ed energia. Le regioni più ricche del settentrione, con economie più solide, saranno in grado di trattenere una maggiore percentuale delle imposte locali per finanziare i propri servizi, al contrario quelle del sud, che dispongono di risorse finanziarie limitate e minori capacità amministrative, si troveranno in grave difficoltà nel gestire le proprie competenze. E questo è il contenuto di una dura presa di posizione dell'onorevole Michele Sodano, già deputato nazionale pentastellato, che in una nota si rivolge in particolare all'onorevole Calogero Pisano, rappresentante della provincia di Agrigento, esprimendo profonda indignazione e amarezza a seguito del voto favorevole all'autonomia differenziata. Grazie al vostro sì, dice, la riforma è stata approvata alla Camera dei Deputati. La vostra azione continua rappresenta un tradimento senza precedenti nei confronti della Sicilia e di tutti i cittadini che vi hanno eletto, con la speranza che avreste difeso i loro interessi piuttosto che accodarvi alle miserabili indicazioni dei vostri partiti. La vostra decisione, conclude, spacca in due l'Italia. L'autonomia differenziata riduce infatti la solidarietà tra regioni, con un principio fondamentale su cui si basa l'unità del nostro Paese. Con questa riforma si aggravano ulteriormente le disuguaglianze esistenti. Era lecito, dice, aspettarsi che almeno voi deputati del Sud vi opponeste fermamente a questa forma devastante.